Il grande guanaco bianco. Si racconta che tanto tempo fa un giovane pastore incontrò il dio Yastai. Chango era ancora un ragazzo, ma già conduceva al pascolo le sue capre. Non erano molte, erano solo 5, ma lui le chiamava il mio gregge. A quelle 5 capre Chango dedicava tutte le sue attenzioni, tanto che nonostante abitasse in una regione arida, ogni giorno riusciva a trovare acque fresche e verdi pascoli. Gli altri pastori, che possedevano greggi numerose, lo prendevano in giro. «Non sbagliarti a contarle! Sei certo che ci siano tutte?» Chango rispondeva sempre con un sorriso. 5 sono più di una. Una è più di nessuna e ciascuna vale più di tutto. Finché un giorno, per burlarsi di lui, i pastori gli dissero: «Dall'altra parte della grande montagna c'è una valle con un fiume d'acqua limpida e un immenso pascolo d'erba tenera. Perché non porti là le tue amate capre?» «Perché voi non ci andate?» chiese Chango. «Oh, io ho mal di schiena. Per me è troppo lontano. Io non mi sento tanto bene». «Io invece ci andrò», disse Chango. «Qui i pascoli sono sempre più magri e le mie capre sempre più deboli. Per loro farei di tutto». I pastori lo guardarono allontanarsi. «Scala la montagna per loro», sussurrarono, «e ci guadagnerai la gratitudine di 5 capre». In breve, Chango iniziò la scalata. A mano che saliva, i fianchi della montagna si facevano sempre più ripidi, il paesaggio sempre più spoglio, i dirupi sempre più spaventosi. Ma Chango non si dava per vinto. Finché, giunto sulla cima, poté vedere la valle e spalancò la bocca per lo stupore. «Non ho mai visto nulla di simile. Un pascolo così verde, un fiume così limpido. Come mai nessuno frequenta questa valle? Eppure è tutto così grande qui. Potrebbero pascolare molte greggi. Dovrò dirlo agli altri». Scese correndo, seguito dalle sue capre che saltellavano impazzite di gioia. «Mangiate, mangiate a sazietà!» disse Chango, che infine si coricò sull'erba. «Che bello il mio gregge», pensò osservando soddisfatto le sue capre. «E quando la mia piccola morena avrà un capretto, saremo in 6. «Tra un po' dobbiamo rientrare a casa», disse giunta la sera. Ma proprio in quel momento il cielo si fece scuro, l'aria divenne fredda e si alzò una tormenta di vento così forte che Chango dovette aggrapparsi alle rocce per non essere trascinato via. Le capre cominciarono a correre impaurite alla ricerca di un riparo, ma per il forte vento sbandavano e cadevano. Chango le chiamava, ma l'ululato del vento copriva le sue grida. Alla fine riuscì a radunarle e le condusse in una grotta che aveva notato poco più in alto, ma quando le contò si accorse che ne mancava una. «Morena!» gridò mentre usciva di nuovo nella tormenta. «Dove sei? Sei caduta in un burrone?» Chango, dall'alto, vide nella verde vallata un gregge di lama guanachi così numeroso da sembrare infinito. Nonostante la tormenta, camminavano tutti ordinati e tranquilli, come se qualcuno li guidasse. Ma non c'era alcun pastore. A guidarli deve esserci Yastai, il re dei guanachi, il dio protettore degli animali della montagna.
pensò Ciango. Allora cominciò a gridare: «Iastai, ti prego, aiutami! Ho perduto la mia morena!» E si mise a correre verso il gregge nella valle, finché nella tormenta notò qualcosa sulle rocce. «La mia morena!» Avvicinandosi, vide che non era morena. Il vento era d'improvviso cessato e un grande, meraviglioso guanaco bianco lo fissava in silenzio. «Sei ferito? Devi esserti perso», disse Ciango. «Il tuo gregge è là sotto. Non temere, mi prenderò cura di te e ti riporterò da loro». Non fece in tempo a dire quelle parole che il grande guanaco bianco era scomparso. Al suo posto c'era Iastai, il piccolo dio con una mano morbida di lana per accarezzare, l'altra mano dura di piombo per castigare. Ciango s'inchinò. «Hai il cuore buono, piccolo Ciango. Dimmi cosa desideri. Vuoi oro, argento, un gregge immenso?» «Ti ringrazio, grande Iastai. Voglio solo che mi aiuti a trovare la mia morena». Al piccolo dio luccicavano gli occhi per la commozione. «Torna nella grotta. Là troverai quel che è tuo». Detto questo, Iastai si trasformò in vento. Nella grotta, Ciango ritrovò la piccola morena insieme alle altre e lì accanto un enorme sacco pieno di monete d'oro e d'argento. All'alba, il giovane Ciango, con il sacco sulle spalle, riprese il cammino verso casa, seguito come sempre dalle sue 5 capre. Quella mattina spirava un vento sottile. Ciango chiuse gli occhi per sentire meglio quel soffio dolce sul viso. Sentì che il vento lo accarezzava morbido, come fosse lana.